confronto tra addetti ai lavori su ricerca, identità, welfare culturale e turistico con l'obiettivo di sottoscrivere un'intesa per elaborare un documento programmatico con le modalità di cooperazione tra associazioni culturali, ambientali e istituzioni. È quello che accadrà questo fine settimana a Taranto durante la 3 giorni dedicata al tema Musei, Paesaggi, Ambiente e Sostenibilità, un convegno organizzato dall'Associazione Amici dei Musei Taranto in collaborazione con la CTEC, l'IOPE, la Federazione Italiana Amici dei Musei e gli ordini degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Taranto. Il paesaggio di una Taranto inaspettata come protagonista di un momento di riflessione sul passato e sul futuro, come spiega la direttrice del Museo Archeologico Nazionale Stella Falsone. Il paesaggio, quando è antropizzato, cioè quando è vissuto dall'uomo, diventa un paesaggio culturale attraverso il tempo. E in questo senso l'attenzione degli amici dei musei, l'attenzione del museo stesso è proprio a ricostruire il tessuto di questo passato attraverso la risonanza che il paesaggio ha avuto nella storia degli uomini di questo territorio. Il convegno, che sarà ospitato dal Circolo Ufficiali, partirà venerdì pomeriggio con un momento rivolto alle associazioni pugliesi degli Amici dei Musei. Sabato si parlerà di paesaggio e della svolta ecologica dell'economia culturale. Domenica invece saranno protagonisti gli operatori culturali, turistici ed ecologici. Per la presidente dell'Associazione Tarantina Amici dei Musei, Patrizia De Luca, è importantissimo che le associazioni e gli enti si confrontino sulla tutela e la salvaguardia dell'ambiente circostante. Per vedere un po' l'ottica appunto delle associazioni e il contributo che le cosiddette comunità di patrimonio, cioè i cittadini interessati, possono dare a una salvaguardia che è un fenomeno spontaneo a cui oggi si demanda, no, anche la tutela del paesaggio, perché se non scaturisce dalla consapevolezza e se non diventa, come dire, socialmente desiderabile, forse la conservazione di questo patrimonio non andrà avanti.